Ci sono i vitalizi degli ex consiglieri regionali del Veneto che possono essere aboliti immediatamente. Una legge da quasi 3 anni del Movimento 5 Stelle permette di eliminare i vitalizi in Regione Veneto e da 3 anni la Lega la lascia lì, chiusa a chiave dentro in un cassetto. Zaia continua ad andare sui giornali a raccontare che vorrebbe farlo, ma in verità continua ad insabbiare tutte le nostre proposte di legge, le nostre iniziative per porre fine a questo odioso privilegio. Dopo l'azione alla Camera dei Deputati per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari, il Movimento 5 Stelle torna alla carica su quelli degli ex consiglieri regionali, accusando di immobilismo la maggioranza in regione. Ora è finito il momento delle conferenze stampa e dei proclami della Lega. Se veramente lo vogliono fare, al governo abbiamo dimostrato che si può fare e quindi domani mattina possiamo farlo anche in Veneto. Sui vitalizi agli ex consiglieri la regione aveva emanato un primo provvedimento di riduzione nel 2015 della durata di 3 anni. Il carattere temporaneo era stato deciso per evitare che la norma fosse abrogata dai ricorsi puntualmente presentati da chi occupava nel passato i banchi di Palazzo Ferrofini. Se dalle nuove leggi approvate dal Parlamento arriveranno spiragli, fa sapere il governatore Luca Zaia, non avremo alcun problema ad attuare un nuovo intervento. Non ho nessuna ritrosia, anche perché quando abbiamo potuto abbiamo fatto e quando hanno potuto ci hanno anche impugnato le leggi che abbiamo fatto, per cui siamo abituati a questo. Peraltro voglio ricordare che da questa legislatura, dal 2015, i consiglieri regionali hanno la modalità contributiva, per cui pagano i contributi e avranno una pensione a 65 anni, insomma all'età della pensione. Per quanto riguarda gli ex consiglieri, spiega Zaia, serve un quadro giuridico chiaro che sarebbe bene fosse definito dal Parlamento. Per il pregresso dico che non c'è nessun problema e l'unico particolare dico, siccome l'ho già viste queste robe, oltre a annunciarle che si faccia una legge solida e che venga applicata in tutta Italia, perché ricordo il taglio dei vitalizi e il taglio delle indennità, noi da Virtuosi l'abbiamo fatto per primi, poi c'è ancora qualcuno che deve farlo dopo 8 anni.